Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Sono stato scelto senza alcun merito e vengo a voi come un fratello. Leone XIV si commuove, invoca amore e pace nel giorno della sua intronizzazione. A Roma, in piazza San Pietro, anche un pezzo di Sicilia a raccontare le lontane origini isolane del Papa. Tragedia a lungomare di Catania, ragazzo muore annegato per recuperare un pallone. Movida violenta a Noto, 2 arresti e un minore denunciato, sequestrata anche una pistola che avrebbe esploso 1 o più colpi. Nella colluttazione a calci e pugni è rimasto ferito un ragazzo. Spettacolare esplosione, fatto brillare stamattina il costone roccioso di Taormina che metteva in pericolo case e strade, autostrada chiusa e riaperta dopo un'ora. Allegra passeggiata in bici a Catania, tanti bimbi assieme ai genitori alla scoperta dei luoghi più belli della città. Auto d'epoca e passaggi mozzafiato, il Giro d'Italia di Sicilia fa tappa sulla Costa del Mito, tra prove di abilità, accoglienza e bellezza senza tempo. Calcio, sabato nero per le siciliane nei playoff di Serie B, il Palermo perde 1-0 e viene eliminato dalla Juve Stabia. Retrocessione in Serie D per il Messina, sconfitto 1-0 a Foggia. Bentrovati, ancora buona domenica. L'ingresso in papamobile, poi l'omelia che cita Sant'Agostino e Papa Francesco è già un manifesto, il discorso pronunciato nella prima omelia da Pontefice di Roma di Papa Leone XIV. Oltre 150.000 fedeli in piazza San Pietro, tanti leader, i capi di Stato e un pezzo anche di Sicilia a raccontare le lontane origini isolane del nuovo Pontefice. Orazio Longo. Sono stato scelto senza alcun merito e vengo a voi come un fratello. Papa Leone XIV inizia così la sua prima omelia ufficiale da 267° pontefice della Chiesa di Roma. Una piazza gremita con almeno 150.000 tra fedeli e pellegrini, giunti anche per il Giubileo, 38 delegazioni ecumeniche e diversi capi di Stato e autorità internazionali. C'è il presidente Mattarella e la premier Meloni, c'è Ursula von der Leyen, c'è il vicepresidente degli Stati Uniti Vance e il presidente ucraino Zelensky e tanti altri. Il Signore non abbandona mai il suo popolo, lo raduna e lo custodisce, dice Leone XIV, che sulla papamobile fa il giro di piazza San Pietro tra applausi e preghiere. Riceve commosso l'anello del pescatore dal cardinale Tagle e pronuncia un discorso innervato da citazioni prese da Sant'Agostino e Papa Francesco e da Leone XIII e Benedetto XVI, puntando l'attenzione su 3 parole: amore, unità e pace. Non si tratta mai di catturare gli altri con la sopraffazione, con la propaganda religiosa o con i mezzi del potere, ma si tratta sempre e solo di amare come ha fatto Gesù. Una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. Un Papa che dimostra commozione e umanità, ricordando come questo sia un tempo pieno di discordia e di ferite causate da odio, violenza e pregiudizi. Dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità. Tanti i siciliani presenti in piazza San Pietro e in via della Conciliazione come i fedeli della confraternita del Santissimo Sacramento di Gran Michele, per un Papa in qualche modo legato alla Sicilia con le sue origini, ricostruite da genealogisti francesi e americani che risalirebbero al comune di Milazzo nel Messinese quando nel 1904 il nonno paterno lasciò l'isola per emigrare negli Stati Uniti. Lì raggiunse l'Illinois, cambiò il cognome in Prévost e cominciò un'altra storia. E adesso la tragedia avvenuta sul lungomare di Catania. Un ragazzo per recuperare un pallone è caduto in acqua ed è morto annegato. Sentiamo Tonino De Mana. È caduto in mare per recuperare un pallone e non è più riemerso. Un ragazzo di 19 anni, Simone Currò, è morto annegato nel tratto di mare antistante Piazza Battiato, ex Piazza Nettuno. Il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera intervenuta in seguito ad una segnalazione arrivata al 112. La salma è stata trasportata fino al porticciolo di Ognina, dove ad attenderla c'era personale del 118. Il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Cannizzaro a disposizione della Procura di Catania.
Catania. La notizia della tragedia ha preso alla sprovvista anche gli organizzatori di alcune manifestazioni inserite nel programma del Lungomare Fest, programma quantomeno quello del mattino che non ha subito variazioni ma che comunque è stato aperto con un minuto di raccoglimento. Sicuramente è qualcosa che ci ha sconvolto. Questa è una manifestazione di solidarietà, abbiamo iniziato con un minuto di silenzio, d'altronde un'organizzazione così complessa con ragazzi disabili che erano pronti a poter mettere in campo le loro competenze faticosamente conquistate, non siamo riusciti e non potevamo annullare il tutto. Fatalità o negligenza, i nostri intervistati sembrano avere le idee chiare. Ma la negligenza fino a un certo punto penso, perché può succedere sempre una fesseria all'improvviso. Per me era evitabile. È una tragedia immane, non è possibile, non si può commentare una cosa del genere, è assurdo. 20 anni già è un'età che si dovrebbe ragionare, ma si è giovani. Quando si è giovani purtroppo succedono queste cose. Sulla morte di Simone sta indagando la polizia che ha già sentito alcuni testimoni. Movida violenta a Noto, 2 gruppi di giovani si sono fronteggiati con pugni, calci e sparando 1 o più colpi di pistola. Nella colluttazione un ragazzo è rimasto ferito, 2 sono stati arrestati, un minore è stato invece denunciato. È stata sequestrata anche una pistola. Francesco Aloi. Una rissa che rompe il divertimento del sabato sera a Noto. In questa stradina del centro, cuore della movida locale, intorno all'1 del mattino si sono sfidati alcuni ragazzi, forse anche a colpi di pistola, subito fermati dalla polizia. 23, 21 e 17 anni. I 2 maggiorenni, già noti alla giustizia, sono accusati di rissa, violazione della sorveglianza speciale e porto di arma da fuoco. Il minorenne invece deve rispondere di rissa. La pistola che sarebbe stata utilizzata è stata sequestrata. Nessun ferito grave comunque, anche se uno dei coinvolti è finito in ospedale, forse colpito da un oggetto contundente. Una scazzottata in mezzo a tantissima gente, nel fine settimana dell'Infiorata, che porta a Noto migliaia e migliaia di visitatori. Proprio qualche ora prima, a pochi passi da qui, c'era stato il concerto della banda della polizia. Comunque si continua ad indagare per ricostruire al meglio dinamica e movente. Quello che è certo però è che ultimamente in Sicilia i luoghi della movida non sembrano più sicuri. A Palermo è morto un pedone di 72 anni investito da un giovane su uno scooter. L'uomo, titolare di una storica attività di vendita di porchetta, è deceduto all'ospedale Civica a causa delle gravi ferite riportate. Il minorenne rischia adesso di essere accusato di omicidio stradale. Medici e operatori sanitari esposti quotidianamente alle aggressioni degli utenti. Vi proponiamo adesso la testimonianza di una soccorritrice del 118 di Catania. È stata raccolta da Simona Mazzone. Sentiamo. La domenica delle Palme siamo stati chiamati per un incidente stradale dove un monopattino, un ragazzo era caduto, quando a distanza invece abbiamo visto che il ragazzo del monopattino aggrediva un anziano. Quindi prima abbiamo chiamato le forze dell'ordine, siamo scesi subito ma cercando di salvaguardare l'anziano più che altro perché poverino faceva tenerezza, mentre l'aggressore ha aggredito tutti e siamo finiti tutti a terra, tutti. Finendo a terra praticamente mi si è procurata una contusione spalla, gomito e polso e poi 10 giorni di prognosi. Questo è uno dei tanti episodi, voi giornalmente rischiate. È uno dei tantissimi episodi, la rabbia viene sfogata su di noi che siamo il primo volto che vedono. Quando le persone sono agitate certe volte ci tirano fuori dal finestrino aperto invece di aprire lo sportello. Capita, ci prendono per i giubbotti e ci tirano fuori. Qual è la principale difficoltà con cui vi scontrate? La strada, cioè proprio l'educazione stradale. Per chi aspetta sembra un'eternità e quella provoca tutto quello che succede. Che cosa vi farebbe sentire più al sicuro? Intanto le bodycam perché registrano, quindi si vede bene o male tutto quello che succede, se è colpa nostra, non è colpa nostra, i tempi e poi anche la figura professionale riconosciuta a livello nazionale.
A Taormina questa mattina il brillamento dei massi sul costone che mettevano a rischio case e strade. L'autostrada è stata chiusa per circa un'ora e poi riaperta, un'operazione che è stata coordinata dalla Prefettura di Messina e dalla Protezione Civile regionale. Era per noi lì sul luogo Francesco Triolo. Un'esplosione spettacolare, quella dei massi che a Taormina rendevano pericolosa la via principale di accesso alla città. Tutto, questa mattina all'alba, è durato una decina di secondi, ma dietro c'è stata una organizzazione minuziosa nell'ambito dei lavori del raddoppio della linea ferroviaria e coordinata da Prefettura di Messina e Protezione Civile. I due blocchi rocciosi, circa 3.000 metri cubi, mettevano a rischio abitazioni, strade e una casa di cura. Così stamane evacuata la zona e chiuse strade e autostrade. Alle 7 in punto l'esplosione. Questo è il cuore delle operazioni, il centro operativo avanzato da cui sono state seguite da parte delle istituzioni tutte le fasi del brillamento del masso roccioso. Noi, come avete visto qui da questa postazione, abbiamo fatto uno zoom con le telecamere che abbiamo messo sulle varie aree e comunque tutto appunto pare regolare. Avete visto il cono di detriti che ha occupato via Garipoli, quello quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi l'impresa provvederà a controllare tutta la scarpata, tutto il cono di deiezione e quindi mettere in sicurezza l'area. Attenzione quindi ai detriti che dovranno essere rimossi e al costone da mettere in sicurezza, come ha chiesto il prefetto Cosima Di Stani. La situazione deve avere un suo consolidamento. Se nel frattempo arrivano delle piogge importanti occorre prestare grande attenzione, perché altrimenti i fanghi possono naturalmente scivolare giù sulla strada. Autostrada chiusa alle 6:30 e riaperta alle 7:30, le strade in mattinata dopo la pulizia dai detriti. L'esplosione di questa mattina arriva un mese prima rispetto al cronoprogramma, così la riapertura completa della strada è più vicina. Siamo con 28 giorni di anticipo e quello che era la previsione del 14 di luglio come conclusione dei lavori e riapertura della via Garipoli verosimilmente si potrà ipotizzare tra il 13 e il 15 di giugno prossimo. Con i bambini in bicicletta per riscoprire le bellezze della città di Catania. Ritorna Bimbi in Bici, la ciclo passeggiata della FIAB dedicata proprio alle famiglie. Luca Ciliberti. Tutti in bici, soprattutto la domenica. Ci godiamo la giornata, la bella giornata insieme agli amici della FIAB. Per me andare in bici è una gioia incredibile e stare con i bambini ancora di più. Una mobilità dolce per riprendersi almeno in parte gli spazi urbani. Ambiente e bicicletta. Ritorna Bimbi in Bici, il futuro arriva in bicicletta. Un'iniziativa del FIAB in collaborazione con il Comune di Catania. Una passeggiata in bici lungo alcune vie del centro storico finalizzata a sensibilizzare tutti su stili di vita sostenibili e a diffondere l'uso green delle due ruote come mezzo di spostamento in ambito urbano ed extraurbano, soprattutto tra i più giovani. Un'allegra pedalata per la città per fare riscoprire a piccoli e grandi la bellezza della città vissuta per le persone e attraverso lo strumento che è la bicicletta. Una cinquantina i partecipanti a questa edizione. Tra gli obiettivi c'è anche quello di promuovere la realizzazione di strade scolastiche e spazi urbani liberi dal traffico automobilistico. E anche stavolta non sono mancate le soste forzate. Poco fa è capitato che un bambino si è dovuto fermare perché ha forato a causa del vetro che c'era a terra, ma non solo, ci siamo dovuti fermare ancora prima per un'altra foratura dovuto a dei rifiuti di altro tipo metallici che abbiamo trovato lungo il percorso, proprio lungo la pista ciclabile che abbiamo fatto assieme. Una città probabilmente ancora poco a misura di bicicletta. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. A Catania è stata installata un'emozionante mostra all'Orto Botanico. 1000 colibrì colorati realizzati in 3D si trovano sospesi tra i rami. Sentiamo Desiree Ferlito. 1000 colibrì sospesi tra i rami dell'Orto Botanico di Catania. È l'installazione inaugurata e firmata dal design catanese Bob Liuzzo, un'opera emozionante che invita a riflettere sul valore dei piccoli gesti e sull'impatto che l'impegno collettivo può generare.
Amato per i suoi colori, per le acrobazie in grado di compiere e per la sua impetuosità, il colibrì simboleggia l'amore per la vita e la gioia di vivere, la tenacia e la volontà di non arrendersi mai. L'installazione Fai la tua parte si ispira a una celebre favola africana e narra la storia di un colibrì che mentre la foresta brucia trasporta nel suo becco gocce d'acqua per spegnere l'incendio. E questo è il senso profondo del progetto. Ognuno di noi può contribuire al cambiamento anche nel suo piccolo, trasformando ogni piccola goccia in un oceano immenso. L'opera si inserisce nel progetto We Catania, nato nel 2020 come simbolo indipendente per la città, con l'obiettivo di promuovere una nuova narrazione urbana fondata su partecipazione, bellezza e responsabilità. Le note del violino della musicista Elena Melardi hanno fatto da sfondo alle tante famiglie e ai turisti che hanno partecipato all'inaugurazione. L'installazione è arricchita da una componente interattiva. Grazie a un QR code integrato, i visitatori possono ascoltare la favola del colibrì e approfondire il significato dell'opera mentre esplorano il suggestivo scenario dell'orto botanico. Motori d'epoca e paesaggi mozzafiato, il Giro di Sicilia fa tappa sulla Costa del Mito tra prove di abilità, accoglienza e bellezza senza tempo. Davide Sardo. Il rombo dei motori si fonde con il respiro millenario della storia. È il Giro di Sicilia 2025 che ha fatto tappa sulla Costa del Mito, trasformando una giornata qualunque in un viaggio d'altri tempi, tra fascino, cultura e meraviglia. Oltre 200 equipaggi a tutto il mondo al volante di gioielli d'epoca hanno attraversato scenari mozzafiato. Da Maria di Butera a Palma di Montechiaro, dalle prove di abilità nella Valle dei Templi al bianco accecante della Scala dei Turchi. Ovunque applausi, sorrisi e orgoglio siciliano. È un'esperienza bellissima, si perpetua di anno in anno dal 1912 voluta da Vincenzo Florio e quindi si continua ancora questa tradizione con auto chiaramente diverse, anche se alla partenza già c'era una macchina degli anni 20. Noi abbiamo una Lancia Appia terza serie del 1960, l'unica Appia presente al Giro. Tappa anche a Siculiana, prima del gran finale tra i templi dorici del Parco Archeologico di Selinunte. Gli equipaggi, stiamo parlando di 200 equipaggi, quindi 400 persone, sono tutte persone provenienti in grandissima parte dall'estero, anche dall'estremo oriente, dagli Stati Uniti eccetera, e sono tutte persone diciamo di un tipo di turismo altolocato che noi speriamo di attrarre sempre di più nel nostro territorio. Una sfilata d'eccellenza che ha messo in moto l'anima della Sicilia, quella capace di unire passione per i motori, bellezza senza tempo e turismo esperienziale. Adesso una breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata allo sport. Parleremo di calcio ma anche di basket. A tra poco. Eccoci allo sport, iniziamo dal calcio. Palermo già fuori dai play-off, i rosanero sono stati eliminati dalla Juve Stabia, al Menti finisce 1-0, stagione flop per i siciliani. Marco Gullà. Prestazione penosa, non ci sono altri aggettivi per descrivere la performance del Palermo ieri al Menti contro la Juve Stabia. Rosanero che perdono 1-0 e dicono addio ai playoff. Nemmeno ci hanno provato, perché la Juve Stabia, pur avendo 2 risultati su 3 a disposizione, non ha rinunciato a giocare a calcio e ha nettamente meritato il passaggio del turno. Il Palermo un fantasma, la squadra rosanero ha praticamente confermato l'identità dopo un anno scellerato, fatto di errori, soprattutto societari. La conferma ad oltranza di Dionisi è stato quasi un gesto autolesionista. In Italia probabilmente il City Group deve cambiare i parametri su come fare calcio, perché nonostante soldi spesi il fallimento è stato il paradigma di queste ultime 3 stagioni. Ieri un match approcciato male, finito peggio, la Juve Stabia ha dato sempre l'impressione di avere qualcosa in più rispetto ai siciliani. Nel primo tempo solo per fortuna o altro il Palermo non ha chiuso in svantaggio, prima Floriani Mussolini colpisce il palo, poi al 35esimo miracolo di Audero su colpo di testa di Piscopo, sulla ribattuta Candellone spara in curva a porta praticamente vuota. Il Palermo ci prova solamente con Poyampalo nel finale. Nella ripresa ti aspetti l'arrembaggio dei rosanero, ma non è così. L'unico sussulto lo fornisce Brunori con questo calcio di punizione, miracolo di Thiam. Al 67esimo Adorante scappa via Bania e trafigge Audero, 1-0 e siciliani che escono di scena. Finisce così una stagione fallimentare, nonostante la dirigenza rosanero continui a sostenere che è stato un anno positivo. Siamo molto dispiaciuti, sono arrabbiato.
con me stesso in primis, perché non è questo quello che volevamo, non era l'obiettivo che volevamo raggiungere. Siamo arrivati a ottavi, un campionato dove non siamo stati mai protagonisti come avremmo voluto, dobbiamo dircelo, lo devo dire. Ci sono stati sicuramente degli errori da parte di tutti, dobbiamo comunque farne tesoro, accettare purtroppo il verdetto del campo, perché delle volte ti dà e delle volte ti toglie. Con la sconfitta di Foggia nel doppio spareggio, il Messina è retrocesso in Serie D. Altrettanto negativo il futuro societario. Sergio Colosi. Un epilogo scritto e inevitabile di un anno balordo senza società, senza un vero presidente, con e dopo Sciotto. Squadre e tifosi, soltanto loro, raggiungono il play-out, ma nella doppia sfida il Messina non segna neppure un gol e saluta la terza serie nonostante il grande impegno sportivo. Anche allo Zaccheria la squadra di Gatto, dopo aver regalato l'andata, ha lasciato al Foggia il primo tempo, incassando con Emmausso il classico gol dell'ex. Più disperazione che coraggio nella ripresa, quando per questione di centimetri il VAR impedisce a Mazzocco di festeggiare il raddoppio. La storia di Foggia Messina potrebbe cambiare nell'arco temporale di 6 minuti. VAR ancora protagonista, ma Luciani, piede caldo prima del doppio spareggio, dimostra dagli 11 metri che certe partite non sono per tutti. Perina poi si conferma impeccabile quando vede giallo-rosso. Foggia rimane in Serie C, Messina bocciato, e con questa proprietà al peggio non c'è mai fine. La prospettiva attuale è Serie D con penalizzazione e senza un progetto serio, ma non si esclude il fallimento con possibile ripartenza dall'eccellenza. Per il basket in Serie A, esordio vincente di Trapani nei playoff, scudetto, superata a Reggio Emilia per 80-75. Sentiamo Franco Cammarasano. Impatto vincente della Trapani Shark nei playoff scudetto. È finita 80-75, una partita equilibrata, impattata male da Trapani nel primo quarto, chiuso sul 23-15 per gli ospiti. Riposo lungo sul 40-39 con Trapani, che però soffre maledettamente la difesa avversaria. Si va avanti poi punto a punto con Robinson che tiene a galla i suoi con alcuni canestri da 3. A 55 secondi dal termine il punteggio è in perfetta parità, 75-75. Galloway però mette la bomba da 3, mentre Notei dalla lunetta fissa il punteggio sull'80-75 finale. Domani sera si giocherà gara 2, sempre a Trapani, con la squadra siciliana si spera più lucida e senza cali di concentrazione. È partita chiave per questa serie. Io ne approfitto adesso chiamare tutto popolo veramente per sostenere questi ragazzi, perché abbiamo speso tante energie, non solo fisiche, mentali. Adesso tutti fanno programmi loro per recuperare meglio il possibile, ma onestamente come tante volte quest'anno il nostro pubblico è stato il nostro sesto giocatore. Per la pallanuoto, l'Orizzonte Catania conquista la qualificazione all'ennesima finale scudetto della sua storia. Le Etnee battono Trieste per 11-7 in gara 2 della semifinale tricolore, bissando il successo conquistato in Sicilia. Orizzonte affronterà in finale scudetto la SIS Roma. La prima gara si giocherà sabato 24 maggio alle 18:30 a Catania. Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio e una buona domenica.